Amici Tevignola è quel che vede il faccione del Tullio Iopi. Tullio Iopi che sta per anni comandante dei nostri Vigili del Fuoco della Repubblica Vignole. E Tullio, cos'è che cambia qua? Mamma mia, cambia una vita e cambia Cornelio, tutto quanto. Cioè? In 30 anni, passati 30 anni dei pompieri, è cambiato tutto, dalle persone, come era giusto, ai mezzi, l'attrezzatura, il modo di operare, tutto quanto, Lava insomma. meglio o lava peggio? Beh, sicuramente lava meglio perché se lavora meglio, si ha migliore attrezzatura, la preparazione, gli uomini anche gli più tanti soprattutto, e ha grande passione, i giovani hanno una gran passione, per cui se lavora bene, insomma, diceria. Che più casini che una volta? Ah, quello sì, forse brusa di meno, però che tante di quelle magagne, anche piccole magari, che le ne te impegnati giorno e notte, insomma, ecco, La passione? quella sempre, guai farla venire meno, Ma come il primo giorno. ascolta, chi è che ve lo fa fare? Chi è che ne lo fa fare? Ah, bella la domanda. Non so, se sente dentro che bisogna farlo, non è una motivazione. Cioè, ti sei lì con la sposa, che ti sei lì che ti ceni e arriva il cicalino e ti dice che bisogna andare a fare qualcosa e ti sente buone di tutto e ti va e ti dice la sposa cosa? E ti la sposa ne veden dopo, contenta come una Pasqua, e la... Sì, sicuramente, da come te Però, dici sicuramente. contenta come una Pasqua, però insomma, no, ma lei lo capisce anche allora che lei è qualcosa che si fa anche per gli altri, se fa volentieri, con passione, con amore, e così. Ma ho visto proprio ancora in TV che ha detto che delle forze dell'ordine, i Sì. vigili del fuoco, sondaggio, lei è quei che dà più fiducia. Secondo te come mai? Ma forse perché per ogni roba che serve, che se sempre, ne chiama sì quando è che brusa, ma anche per le sciocchezze. Guarda, adesso è fuori, non partiva una corriera alla stazione delle corriere, e chiama qua se poi a fare col caricabatteria a far partire la corriera. Ti dice, le miste da pompieri, forse Sì, no. sì, Però sì. ecco, sta anche sta disponibilità dei putei chi va tranquilli, volentieri anche, porta forse a dire, beh, insomma, poden fidarne di sta gente che vanno sempre vicini, e allora riconosce probabilmente anche sto lavoro, insomma, Ma ecco. ti da boccia avresti mai pensato che ti fai il pompiere? Ma ti diserò che ho cominciato a 16 anni, quando ero al liceo, che venivo su in bicicletta, perché ora al liceo se ne va in bicicletta, Sì, sì, e sì. nell'ara casa passevo dal Canela, da Gigi Canela, e lì è nata la passione. E ho cominciato a rottere che le scatole che avevo 16 anni, e fin quando è che a 18 insomma entrà con il terremoto di Balvano, sì, sì, nell'80, e non voglio ancora 18 anni a dire la verità. Mio papà era un po' fastidioso perché Immagino. diceva non te gagni anche a 18 anni, però invece capito, dai, ho insomma, capito. è stata una bella esperienza, e da lì dopo è partito. La roba più brutta che ti hai visto? La roba più brutta è quando te gai in incidente con i putelotti in macchina. Ah, Quella è stata la roba. parlando di pinze idrauliche? Sì, sì, de pinza, con purtroppo i genitori che non l'ha fatta, e dopo te lotte tedesche de drio, e dover tirar fuori, ecco, quella è stata la roba forse più brutta. E l'altra personale, quando è il Por Graziano Vivori. Lì avevamo fatto 5 anni insieme nel banco alle elementari, e quando si copà ero lì, e quella è stata un po' brutta. E eri lì Ecco. vicino a sto trattore. Sì, 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 quella sa, quando una persona te la conosci bene, ti hai passato tanti anni insieme, quella diventa un po' una cosa dura da digerire. Quando che i fogli, Sì. cosa pensi? Quando per l'allarme scatte e Certo. via. Adrenalina, Ah beh, quella senz'altro, quella è tanta, la t'aiuta anche a pensare, oltre che a agire, perché bisogna anche pensare, perché è un attimo anche a farsi del male. E quindi la te tieni in allerta di gente, e dopo è chiaro che bisogna pensare a smorzare, magari te sei su un'inquerta alle 3 la mattina, a sognare come un bis perché ti sei appena salta fuori dal letto, e quindi ecco, non è proprio così facile magari, no?
Però insomma, che tanti pensieri che ti passa per la testa quando lei è veramente critica anche alla famiglia che ti hai a casa, insomma, certo. tutte quelle robe che ti passa, però dopo te che pensi quell'attimo, dopo te concentri e via andare, insomma. L'ultima roba, sti bocci venissero bene? Oh, vabbè, no. Sì? È una gran soddisfazione, guarda. Chiaramente qua pure vinti, li vedo attenti, bravi, fa le sue manovre, gli è presenti. Bene. Viene tanti che passa e ogni tanto che dico a casa a studiare, perché i preferisco a volte venire qua certo. Però insomma dai, no, diceria che è un bel serbatoio, potete contare su un bel gruppo di ragazzi. Benissimo, Tullio, grazie di tutto. Ma di cosa? Ciao Cornelio.